Siamo carichi, collegamenti e insomma, aspetti tecnologici. Noi siamo in diretta con chi ci segue su Facebook, sui social, così in teoria questa giornata, che è una giornata di lavoro, può essere seguita da chiunque sia interessato. La giornata odierna rientra in un percorso di costruzione del GAL, il gruppo di azione locale, è un'aggregazione di soggetti pubblici, quindi noi comune e privati, operatori, cittadini e anche associazioni varie, con la finalità di contribuire allo sviluppo del territorio. Poi l'ingegnere Licheri ci presenta più nel dettaglio cosa si intende. In questa fase stiamo presentando un progetto di regione in cui Orani e partner, insieme ai comuni della vecchia comunità montana storica, quindi Colmo, Rotelli, Ottana, Forni, Manuiana, Rugosolo e Oliena, sono i comuni con cui noi siamo aggregati in questo progetto, per costruire questo gruppo che, se verrà finanziato dalla Regione, dovrà gestire un fondo abbastanza importante per anni fino al 2020, 2014-2020, per 6 anni verrà finanziato questo progetto, ci verranno dati in gestione un importo importante, poi vedremo nello specifico quanto, e per questa novità ogni anno noi 7 comuni, insieme a chi aderisce al GAL, chi può diventare anche socio del GAL, possiamo anche decidere che tipo di bandi avviare, che tipo di percorsi, se su agroalimentare, su cultura, artigianato, decidiamo che temi costruire insieme. E questi incontri fondamentalmente servono perché in ogni paese di questi 7 aderenti dobbiamo decidere su che temi avviare questo percorso, quindi su che obiettivi da raggiungere all'interno di questo GAL che andrà a costruirsi. Questo è il primo Orani, parallelamente verrà fatto in ogni paese e poi un ultimo incontro sarà coordinato con tutti quanti. Quindi questo primo incontro dove bisogna partecipare con diverse esperienze, diversi anche settori, e quindi oltre noi amministratori, per insomma, ragionare insieme e vedere un po' i punti di forza e debolezza che abbiamo a Orani, e poi insomma, piano piano in questi incontri ci aggiorniamo, insomma, ora per dettagli più tecnici, con la parola ingegnere Licheri che rappresenta la società che noi come siti comuni abbiamo dato in gestione per seguire questo processo, per costruire il piano di azione che ci porterà a presentare il Consiglio di Regione, quindi la parola al supporto tecnico, quindi la società Plans che ha presentato ingegnere Licheri e allo staff, che insomma ci spiegheranno in minore dettaglio. Poi parteciperemo insieme alla definizione di punti. Grazie e insieme. Allora, il Sindaco vi ha introdotto il motivo perché siamo qui, perché stiamo chiedendo insomma, di trascorrere una parte di questo pomeriggio abbastanza caldo insieme, non perché dobbiamo raccontarci chissà quale ricetta magica per parlare dello sviluppo del territorio, ma perché dobbiamo, col vostro supporto, non solo quelli degli amministratori, ma di quelli che avete creduto e crederanno, se siamo convincenti, a questa azione di volontariato che è la costituzione del gruppo di azione locale del GAL, in una forma di partecipazione alla definizione di quelle che sono, si chiamano le strategie, quelle che sono le idee, quelle che sono i desiderati, desiderate in ambito di ISR, programma di sviluppo rurale, per i prossimi anni. Antonio, il sindaco, diceva la gente un po' qualche volta spesata perché abbiamo questa sigla GAL che noi pensavamo, perché gli addetti ai lavori, che fosse ormai un acronimo già consolidato, un acronimo già conosciuto. In effetti scopriamo che spesso a furia di sentire sigle, controsigle, eccetera, non si è mai chiari su quello che effettivamente è il ruolo del GAL, del gruppo che è fatto di persone, è fatto di altri, no, preferisco parlare così. Sollevo un po' la voce. E del ruolo di quelli che non sono amministratori pubblici per un progetto di sviluppo. Intanto, chiariamoci molto velocemente, cerchiamo di chiarirci molto velocemente di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando dell'applicazione dei fondi strutturali, del bilancio dell'Unione Europea, la dico forse non precisamente
tecnica, ma per capirci, cioè di una parte di quel bilancio dell'Unione, che sapete che è una delle componenti più importanti del bilancio dell'Unione, è rivolto, diciamo, al tema dell'agrario, alla ruralità, e in particolar modo, sto cercando di sintetizzare al massimo, ha due tipi, almeno un approccio particolare. Ci sono, diciamo, delle misure che sicuramente molti di voi, se sono operatori, hanno già utilizzato per il sostegno delle attività nelle filiere produttive legate all'agricoltura, all'allevamento o altro tipo di filiere, diretti, insomma, come adesso è uscito un bando da pochi giorni, insomma, su alcune misure che sono rivolte proprio al mondo dell'agricoltura, al tema, io lo chiamo della ruralità, e c'è un altro tipo di approccio molto particolare, che è l'approccio leader. Questo approccio leader, se ne parla da diversi anni, è rivolto a quelli che vengono definiti i territori cosiddetti svantaggiati, cioè è una forma di incentivo allo sviluppo di quei territori sempre legati al tematismo, stiamo parlando di programma di sviluppo rurale, a quei territori che hanno bisogno di una sorta di innesco, cioè hanno bisogno di essere accompagnati con delle strategie particolari affinché ci sia una qualificazione, sviluppo non solo delle attività, quindi non solo delle filiere, ma di tutta una serie di settori che portino un alzamento del livello qualitativo del territorio e delle produzioni. Questo approccio leader, ecco perché sto facendo questa introduzione per arrivare al GAL, ha una connotazione particolare. La connotazione particolare è data che l'Unione Europea, per la definizione delle strategie, delle cose che si devono fare in questi programmi, per l'ascolto di quella che è la situazione nel territorio e per la gestione, in termini generali, di quelli che poi saranno le azioni, anche nella definizione operativa dei bandi, non individuano come soggetti soltanto le amministrazioni pubbliche, cioè il pubblico, comuni, comunità montane, la regione, va bene? Ma impone proprio come con l'approccio leader che a gestire tutti questi percorsi ci sia il cosiddetto partenariato pubblico e privato. Che cos'è un partenariato pubblico-privato? È una forma volontaria di partecipazione che include per esempio le amministrazioni locali, in questo caso i comuni che hanno dato avvio, impulso alla costituzione di questo nuovo GAL, perché stiamo parlando di un nuovo GAL, una nuova aggregazione, noi lo chiamiamo per semplicità il GAL della Sardegna centrale, che ha esteso, ha promosso insomma la costituzione di questo partenariato, invitando, e continuiamo a invitare, soggetti privati, cittadini, imprenditori, rappresentanti delle associazioni, persone che hanno a cuore che cosa e perché partecipano al GAL, un po' questo è un po' il tema, perché hanno una corsia preferenziale quando ci saranno i bandi, perché viene pagato uno stipendio, non tocca ai politici adesso, quindi sicuramente il partenariato non lo daranno, no, perché hanno interesse diretto affinché quelle azioni che vengono progettate oggi, questa sera, perché è da qui che iniziamo a progettare un'azione, siano azioni che loro sentano come importanti, decisive, la loro cultura imprenditoriale, di cittadini, la loro esperienza, per poter innescare un processo di sviluppo. È una sorta anche di garanzia che vuole l'Unione Europea, dice se sono tanti che partecipano, se il partenariato è formato da una pluralità di soggetti che hanno esperienze di diversi tipi, abbiamo un grado di fallanza, un termine molto tecnico, sbagliamo di meno. Siamo tutti quanti insieme, ci facciamo un ragionamento democraticamente, come si dice, votiamo anche le scelte che poi andremo a inserire all'interno del piano delle azioni, vi dirò tra un poco, però come lo facciamo? Attraverso un'azione di partecipazione. Questo di oggi
partecipa con una quota, eleggerà gli organi, insomma è un grande consiglio comunale allargato, per essere chiari, però non è fatto dai consiglieri comunali, è fatto da chiunque voglia partecipare a questo gruppo, che all'inizio, dopo essersi costituito e accettato dalla regione, adesso qui stanno scorrendo un po' delle slide, perché il bando di quest'anno prevedeva 2 fasi, la prima, la fase 1 della misura 19.1, sto sbagliando, no? 19.1, prevedeva che una volta che c'era la proposta del GAL, in questo caso il nuovo GAL, la regione validasse il partenariato, cioè dicesse se questo partenariato aveva quelle caratteristiche previste del bando. Questo partenariato ha superato la fase 1, quindi è stata riconosciuta dalla regione come soggetto deputato, insomma, che ha la possibilità di proporre che cosa? Il percorso al quale stiamo partecipando, quello della fase 2, cioè la proposizione della strategia e delle azioni del GAL. Come? Ecco perché c'è questa metodologia nuova per chi non ha fatto parte dell'altro GAL, delle conferenze, per chi non ha avuto questo tipo di esperienza. Come? Non delegando degli esperti, come noi siamo l'expertise, si dice, siamo una società che ha esperienza sullo sviluppo locale, sulla progettazione partecipata, su tanti settori, insomma, che attengono principalmente alla pianificazione territoriale. Non ci stanno affidando, abbiamo vinto la gara per affidarci nella scrittura del documento, poi il Consiglio comunitario approva, va bene, no? Ci hanno affidato, e questo è lo spirito, il compito di costruire un percorso affinché siate voi, cioè il partenariato, il GAL, e non solo, anche altri che possono venire a darci un consiglio, a costruire insieme quelle che sono, si chiama il piano delle azioni, ma un percorso di individuazione di strategie e di individuazione di azioni. Attenzione, non è una chiacchierata, non è una riunione tra virgolette politica in cui uno si alza, dice un'idea, non è quello. Qui c'è un metodo scientifico molto preciso, molto complicato anche, che va reso facile, perché sono riusciti, sono bravi l'Unione Europea a fare delle cose che a noi sembrano complicate, ma hanno una logica stringente. Sono riusciti a collegare quelle che voi quelle proposte che faremo qui oggi a Orani. Oggi si parlerà di visione del territorio, in generale lo chiamiamo in questa maniera, una sorta di fotografia che facciamo del territorio, a partire da un qualcosa che direte voi a Orani sarà collegato anche con un sistema di codifica a quelle azioni che noi poi proporremo, e il punteggio che ci verrà dato, perché stiamo partecipando magari, diciamocelo in modo chiaro, che stiamo cercando adesso di fare una gara senza esclusione di colpi, eccetera, però con gli altri GAL stiamo partecipando a una competizione. Ecco, il punteggio che ci verrà dato sarà in funzione anche di quel collegamento che riusciamo a fare e a dimostrare tra quello che diciamo qui questa sera, e diremo anche le prossime volte che saremo qui a Orani, perché abbiamo diviso in 3 momenti queste azioni di questa campagna di partecipazione. Dicevo, quando riusciamo a collegare in un discorso logico le premesse che facciamo questa sera con quello che poi noi decidiamo tutti quanti assieme con gli altri comuni essere le azioni che proponiamo alla regione per poter realizzare, insomma, quello che è il piano delle azioni del GAL. Realizziamo che cosa? Così oggi diamo delle informazioni molto generali. Che cosa faremo? Lo diceva Antonio, il sindaco, c'è uno stanziamento importante per questi temi, diciamo così a spanne sono attorno ai 4 milioni di euro, per un certo numero di anni, che se lo dovessimo segmentare per bandi non ci cambia la vita. Cioè, se dobbiamo parlare proprio per micro interventi, sicuramente a chi è imprenditore o a chi vuole attivare un'attività non è un mega finanziamento che gli cambia la vita, però in tutti quanti insieme cerchiamo quella partenza, no? Pensatelo come la partecipazione azionaria a una società. Quando chi partecipa insomma a una società
società di capitale iniziò a immettere un capitale. Pensatela come se stessimo immettendo delle quote di capitale nel nostro organo affinché quelle quote, risolvendo alcune azioni chiave e sperimentando anche, non spetterà a noi, alcune azioni di finanziamento, bandi ci saranno comunque, per attività, per azioni di sistema, per la gestione di quello che sarà questa macchina che stiamo costruendo, possa aiutare a dare quella via, no? Avete presente un termine che si chiama il volano, quando studiavamo la patente, perché di solito si studiava la patente, no? Cioè devi fare un motorino di avviamento e poi fare andare un po' come volano. Bastano questi fondi per risolvere tutti i problemi? No, non lo vedo. Però se li centriamo bene in queste azioni, se ci mettiamo tutti quanti insieme a sceglierle, altra parola che poi ricorrerà anche questa sera, dobbiamo scegliere cosa fare, noi dobbiamo fare tutto quello che ci viene in testa e facciamo anche questo, vogliamo fare interventi per lo sviluppo del settore catastale, va bene, ma anche dell'allevamento delle macchine, va bene, non importa, allora lo diciamo, non funziona così, dobbiamo fare delle scelte e siamo chiamati a operare delle scelte che tutti quanti insieme decideremo le più importanti in questo momento per i nostri obiettivi. Quindi pensate che responsabilità vi si sta dando. Non sto decidendo io o l'agenzia Laore che fa assistenza, che qui c'è Pasquale Sullis, non stiamo dicendo i tecnici, ma stiamo dicendo al partenariato, cioè a tutti coloro che stanno partecipando adesso, diteci cosa faremo. Quale settore puntiamo come driver si chiama, no? Cioè come elemento iniziale che possa dare quella fase di avvio, cioè l'avvio è un po' di volano del motore. Questa è la grande, la grande responsabilità e la grande, occasione che voi avete di non lamentarvi, anche di non lamentarvi. Questa volta tutti decidano altro, non si decide, chi vuole partecipa e decide. Questo è il meccanismo. Come avviene però tutto questo percorso progettuale per il quale siamo qui questa sera con la trasmissione diretta, che non è un pezzo, non è, ci piace dire che siamo in streaming, è una forma di controllo. Nella realizzazione di queste azioni a noi ci si impone, ci è stato imposto di documentare, pensate quanto ci prendono seriamente, di documentare con filmati, non che scegliamo, ma con filmati integrali, quella camera li sta registrando tutte le cose che diciamo, da allegare alla domanda che faremo, tutti i percorsi che tutte le riunioni e le occasioni di progettazione partecipata che faremo qui. Pensate, noi stiamo facendo 20 incontri di progettazione partecipata, cioè di questi incontri qua, stiamo facendo 20 e abbiamo scelto di farli non uno ogni 2 o 3, uno a Orani, poi ne facciamo un altro a Orgosolo, poi forse chiudiamo a Rotelli e abbiamo finito. Stiamo andando 3 volte in ogni comune. Perché? Perché abbiamo, e qui sto introducendo un po' il tutto, no? Perché abbiamo valutato quelli che sono stati i limiti di esperienze pregresse. Se il sindaco mi dice, noi siamo in contatto diretto con gli amministratori, molta gente non sa neanche cos'è il GAL. Dopo che ci sono stati sessenni, si chiamano, no? 6 anni di programmazione sul PSR, ma cosa non deve aver funzionato? Perlomeno una traccia, no? Un qualcosa di questo GAL doveva sentirsi di più. Non che hanno sbagliato, per carità, qui non facciamo nessuna cosa, non ha sbagliato qualcuno, magari l'approccio che c'è stato deve essere migliorato. Noi abbiamo fatto un'azione, abbiamo intanto, proprio stoicamente si dice, aperto degli sportelli per 3 giorni ogni comune, in alcuni casi qualcuno di voi ha usufruito, ma abbiamo fatto la presenza, cioè rimane come azione il fatto non che non me ne sono accorto, non c'era, siamo stati presenti, proprio come si fanno queste azioni. Se devi prendere e conquistare il territorio, si dice devi stare con presenza. Abbiamo scelto di fare 3 workshop, si chiamano, momenti come questo in ogni comune, in modo che possiamo raggiungere più gente possibile. In più abbiamo attivato i social, la comunicazione social, che ogni tanto più anziani, più
che hanno un po' la mia età dicono sorridono un pochettino, che è il linguaggio di comunicazione attuale. Per cui abbiamo una serie di contatti fatti non solo dai ragazzi e dai meno ragazzi, importante. Noi utilizziamo Facebook come gruppo, lo ribaltiamo poi con la comunicazione anche via mail, abbiamo la riproduzione streaming che carichiamo poi nella nostra pagina, quindi c'è un'azione di comunicazione. Anche adesso ci può essere uno interessato, ma manco di orari, magari è di hotel, piuttosto che il matrimonio che ci sta ascoltando. Perché tutto questo? Proprio per superare, per ampliare quella che è la platea, si dice del gatto. Più gente possibile che dice qualcosa, meno abbiamo possibilità di sbagliare. Com'è questo percorso? Questo percorso ha delle tappe, non si vede molto bene. Io ve lo sintetizzo, è meglio farvelo in tre passi. Abbiamo una prima fase in cui l'Unione Europea ci chiede di descrivere il territorio. Ma descrivere il territorio no, noi siamo urbanisti, no. Facciamo le nostre carte, sappiamo qual è il mercato del lavoro, piuttosto che l'indice di natalità che sembra molto basso, lo spopolamento, tutte queste cose basta fare un po' di ricerca e le sanno già all'Unione Europea senza scomodarci. Quello che ci chiedono, che è una cosa molto più fine, è non di dare quelle informazioni che sono statistiche, informazioni territoriali che conosciamo, tra virgolette, gli esperti, ma di chiedere ai partecipanti al GAL di descrivere il territorio. Molte delle informazioni, un po' di limiti di questa che si chiama analisi territoriale, analisi economica, è data dal fatto che questi dati sono sempre mediati dagli esperti. Anche la percezione delle situazioni, per esempio, di crisi o di sviluppo, delle occasioni che possono determinare sviluppo o di quelli che vengono chiamati i punti di debolezza di un territorio, spesso sono mediati, si dice, da un esperto. Allora ci chiedono, e noi dobbiamo farlo questa sera, non di raccontarlo io, o di raccontarlo il sindaco, o di raccontarlo un tecnico come Pasquale dell'Agenzia Lavoro, no, di chiederlo a ognuno di voi, perché ognuno di voi, con l'ottica, si dice, no? Con il modo di interpretare il territorio, ha una visione che può essere diversa dalla nostra, una visione che non intercetta nessun dato statistico, però dà anche quella percezione, che è una cosa molto molto importante, di com'è il territorio. Ieri, per dire, eravamo a Iena e quindi pensiamo che sui temi dello sviluppo rurale, Iena è una cosa che insomma va bene, il turismo delle zone interne l'hanno inventato loro, eravamo alla cantina sociale, quindi eravamo al top. Che strano, però, hanno evidenziato una serie di punti di debolezza e di cose che non funzionano, che sicuramente i dati statistici, perché come abbiamo iniziato ad analizzarli, non evidenziavano, oppure evidenziavano senza quel grado di pericolo. Cioè non sto dicendo che vanno male, però ho iniziato a dire, però noi eravamo, se facciamo un po' un racconto di un anno, perché dobbiamo parlare sempre a livello territoriale, noi eravamo un comune che dell'attenzione per il territorio, per il paesaggio, il nostro punto di forza. Abbiamo scoperto che avere la campagna ben regolata, oltre che farci produrre meglio, ci faceva fare ci presentava come biglietto da visita di un bel paesaggio. Adesso però ci sono terreni agrari, piazzamenti agrari abbandonati. Se sono abbandonati, lo sto traducendo molto velocemente, magari troviamo anche qualche vasca da bagno buttata, magari troviamo qualcosa che non funziona. Questo alla fine all'interno di un bel terreno, di una bella caratteristica, è quella roba che sporca. Cioè quello, noi cosa abbiamo quando vediamo un paesaggio? Vedere tutto quello che è bello, cioè l'occhio va, si dice, quella cosa che non funziona. Pensate, noi pensavamo che o quanto, a posto, ci sono anche dei punti di debolezza che sicuramente statisticamente noi rileviamo. Possiamo rilevare un calo di fatturato delle aziende? Sì, possiamo rilevarlo. Può essere anche una conseguenza di altri fattori, di fattori esterni. Ma questo fatto della non utilizzo come prima dei terreni che hanno vocazione agricola, e non sto parlando
come in un altro comune, anche lo dico anche a Pasquale che è Moncali, un altro comune diceva, noi storicamente 30 anni fa eravamo un orticolo molto, molto forte, anche adesso lo sapete, sono a Aurora c'erano quelli che facevano l'orto, ma è una visione romantica, no? Di quelli che facevano l'orto. No, l'orticolo è una cosa diversa, l'orticolo se deve avere significanza economica. E dire dall'altra parte, noi avevamo anche questo, vendevamo, e sta diminuendo l'orticolo. Sono tutti segnali, sto parlando di segnali di debolezza, che nella visione del territorio non riusciamo a vedere immediatamente o non riusciamo a cogliere nella loro rilevanza se non raccontati da voi che poi partecipate a questa forma di progettazione partecipata. Noi faremo questa sera, così andiamo un po' a chiudere, che cosa? Noi faremo questo laboratorio rispetto al quale vi chiederemo, per il quale vi chiederemo quali sono i punti di forza, cioè gli elementi positivi, quelli che sono gli elementi negativi, i punti di debolezza del territorio, in particolare gli orari, che dobbiamo correggere, prendere come elementi che correggendoli possono riportare insomma la possibilità di azione di sviluppo, un ragionamento sulle esperienze pregresse, perché voi facevate parte, avete avuto esperienza l'anno del sessennio scorso fino a quest'anno con un altro grado, quindi una valutazione si dice critica e positiva, le cose che possiamo salvare, prendere, delle cose che possiamo migliorare. E poi questo sembra il desiderato, gli scenari futuri. Gli scenari futuri che però poi diventano molto automatici, no? Dove abbiamo visto le altre tre, perché ci dobbiamo iniziare già da oggi a orientarci nella scelta di quelli che vengono definiti i fabbisogni. Alla fine, quando decidiamo quali sono i punti di forza, decidiamo quali sono i punti di debolezza, ragioniamo sulle esperienze pregresse, ipotizziamo uno scenario per realizzare questo che fabbisogni abbiamo. E sarà una delle azioni forse più importanti questa sulla individuazione dei fabbisogni e sulla, si chiama termine molto complesso, gerarchizzazione dei fabbisogni, perché individueremo n fabbisogni, 50 fabbisogni, rispetto a quei fabbisogni, 50 è una cosa un po' ampia, rispetto a quelli dobbiamo gerarchizzare, dobbiamo dire qual è il numero 1, e il numero 2, e il numero 3. In più dobbiamo, attraverso i tavoli che poi faremo anche nei prossimi giorni, indirizzarci per una questione anche di vincere il bagno, ma non solo, per dare credibilità a quella che viene chiamata una strategia. Qualcuno di voi ha fatto il militare, no? Quindi strategia, dobbiamo vincere la guerra. E vincere la guerra non è che si combatte su tutti i fronti, si sceglie un fronte, l'obiettivo. Vuol dire cosa facciamo, che ambiti scegliamo, potenziamento, vi dico nei termini delle filiere produttive, turismo delle zone interne, energia alternativa, inclusione sociale, questo e quest'altro, non mi dico perché abbiamo troppi fronti, ascolta, 2 dobbiamo scegliere, 2, magari ce ne saranno anche trasversali, però principalmente concentriamoci su 2, sapendo che questa volta stiamo scegliendo questi, stiamo provando su questi. Funzionano? Tra 5, 6, 7 anni, al prossimo caso, quella volta, già da un anno, quando avevamo scelto quello, abbiamo sbagliato. Può essere. Quindi l'impresa questa, no? Intraprendere che funziona, dobbiamo scegliere. Però non tutto, scegliere tutto è non scegliere. Quindi verrete chiamati alla fine dell'assemblea, del workshop che faremo il 4 di agosto, quindi a noi agosto, male, 4 di agosto a Orottelli, tutto il GAL verrà chiamato a questa fase di gerarchizzazione dei fabbisogni e individuazione non delle azioni, ma in questo caso degli ambiti. Mi considero un po' anziano, infatti mi suggeriscono le cose da fare. Io direi che insomma vi ho di avervi descritto un po' il funzionamento di questo percorso. Sappiate adesso vi chiameremo a esprimervi, non parlo più io, vi provoco un po' quelle domande, veniamo chiamati in termini tecnici adesso facilitatori, sembra una cosa anche abbastanza
particolare, è tutta una invenzione che hanno portato avanti gli americani, che sono quelli che sempre inventano le cose, e dicevano: bisogna gli esperti che stiano zitti ma facilitano gli altri a parlare, è un po' il ruolo della levatrice, no? Diciamo, l'arte smagliettica, l'arte di far partorire le idee che ci avete sicuramente in testa, quindi rendere facile questo percorso di esplicitazione delle idee. Non è per niente complicato, è anche qualche volta divertente. Ieri o ieri non riuscivamo a farmi stare zitta, non c'è più, abbiamo detto bene, il tempo è finito, ci vediamo a una prossima puntata. È una cosa, e chiudo questa presentazione, anche perché non finiamo questa sera. Se qualcuno di voi, ve lo dirò anche nel proseguo, gli viene un'idea che diceva me la sono dimenticata, devo dire questa cosa che per me era importante, però purtroppo me la sono ricordata quando stavo rientrando a casa o stanotte mentre stavo cenando, può dircela sempre, può mandarci una mail, può comunicare col sindaco, con i facilitatori. Noi queste le recepiamo comunque. La nostra analisi SWOT, come viene chiamata, non è chiusa oggi, la teniamo sempre aperta. Questi sono gli ambiti tematici, giusto, che stanno facendo anche le fotografie, vedete? Di questi dovremmo poi alla fine concretizzarne 2, massimo 3, ma 2. Per esempio, primo, quello che è sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi. Fate attenzione anche ai nomi: sviluppo e innovazione. Il GAL non sta dicendovi formazione di bandi per il finanziamento delle attività esistenti, per spese di funzionamento. No. Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali, agroalimentari, artigiani, manifatturieri, produzioni ittiche. Mi pare che il mare insomma non sia fruttuoso, no, vero. Oppure turismo sostenibile, oppure sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile. Cioè sono tutte azioni che non possiamo dire bella quella, anche quella e anche quell'altra, non scegliere alcune di queste azioni, sapendo che, poi chiudo, che alcune di queste, pur non essendo individuate come azioni portanti, possono essere azioni trasversali. Per esempio, ieri è stato bellissimo, legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale. Noi pensiamo sempre che il mondo, rurale sia un mondo chiuso, sia un mondo anche burbero, che non accetta i fenomeni che ci sono adesso. Si parlava di immigrati piuttosto che di fenomeni di degrado. Ci hanno raccontato in diversi paesi che culturalmente è l'agricoltura, cioè il mondo della ruralità, che ha pulito. Culturalmente non è il discorso di quelle cose che magari ogni tanto poi abbiamo saputo anche in questi ultimi anni, eccetera. Culturalmente però c'è stata questa tensione. Era il mondo delle campagne che ha cercato sempre di accogliere. È un insegnamento anche culturale che ci viene portato da esperienze, da tradizioni. È un qualcosa che sta scomparendo, perché se abbiamo un'azione messa all'interno di questi delegati, vuol dire che qualcosa si è persa rispetto a quel grande patrimonio culturale identitario che è legato alla terra, che è legato alla trasformazione della terra, che è una delle basi portanti della nostra società. Io credo di aver presentato, poi ci sono domande, dopo siamo sempre a disposizione. Adesso dobbiamo rispondere a quello che poi ci chiede l'Unione Europea nella definizione di questo documento che stiamo presentando. Rappresentaci il tuo territorio, però noi scriveremo, come vi ho detto, tutte le cose, quanti chilometri quadri, quanti abitanti, come il mercato di lavoro, come l'andamento demografico, tutte queste cose le facciamo noi, non è un problema. Non ci diranno, sei andata a Orani, chiedi quelli che erano con te il giorno, hai chiesto quali erano i punti di forza. Attenzione, i punti di forza attuali, non quelli che noi pensiamo, quelli che c'erano, attuali di questa comunità e del territorio, che possono essere utilizzati per
uno scenario di sviluppo. Attenzione, io ve lo ripeto questo, perché molti dicono, ah, c'è una tradizione per la lavorazione, poi ci sentiamo. Questo è a un anno. Qual è, secondo voi, un punto di forza che possiamo utilizzare? Un punto di forza. Gonaria. E adesso abbiamo il mondo di Gonaria. Sì. Noi adesso facciamo solo proprio non argomentazioni, io sto un po', non dovete dire allora, secondo voi, il monte di Gonaria è un punto di forza per il territorio, cioè un punto di forza che attraverso il quale possiamo ipotizzare uno scenario futuro di sviluppo, oppure altro Segnaletti che non quello è il progetto. Tu dici il punto da punto di partenza. Com'è? Tutti i monti facciamo, un monte di faccio la battuta. È un territorio molto arido dove è tutta pietra, però ci sono tante cose positive che in futuro Cioè attraverso questo territorio c'è il Monte Nildu, su quale, secondo me, quale finire? Per le alimentari, ma anche posso dire anche cioè, noi diciamo come punto di forza abbiamo Monte Nildu, però utilizzare questo territorio che in questo momento è utilizzato da pastori, non è utilizzato. È un po' non è potrebbe essere potrebbe, però noi ci ricordiamo questo. Imprese artigiane, molte e altre. Allora, il sistema delle imprese artigiane. Imprese artigiane attive. Imprese artigiane, lo mettiamo così proprio. Artigianato, fatemi valorizzare le cose. Il sistema dell'artigianato, perché Orani, scusate, perché vi sto intervenendo adesso per darvi un po' di mettere. Orani non ha un desiderata, come si dice, non sta pensando di fare artigianato, non è che c'era la tradizione, mio nonno era un bravo lavoratore del ferro, non è quello. Se noi fotografassimo adesso abbiamo significanza di artigianato e lo diciamo un'altra parolina, artigianato e artigianato artistico, cioè due punti di forza che non sono la stessa cosa, sono due cose complementari ma due punti di forza. Artigianato artistico, ok. Poi sicuramente i beni culturali. i beni culturali, lo particolareggiamo? I beni culturali possiamo dire dall'archeologia fino al museo di Roma. La chiesa, patrimonio storico-culturale. Patrimonio storico-culturale, un punto di forza. Tramite questi punti di forza poi li facciamo come lavoro e facciamo le discorsi di Punto di forza non facilmente identificato. È l'ecologia che possiamo considerare in questo senso. ecologia. Nel senso che abbiamo come sono stati geologici, abbiamo graniti, calcari, questo è comportato nel 1600, per esempio il Casale, sempre l'unico che non l'ha fatto, cioè capire. Sì, allora, le soluzioni hanno diventato durante il 1600, le condizioni sono cambiate moltissimo. Confronto ad oggi, i territori rurali sono perfetti favorabili. Ok, allora, però cosa c'entra la geologia? Perché questo crea veri significati. Ok. Cioè tutto, può fare tutto, può fare grado. Allora, come possiamo tradurlo questo? Per tradurre voi, diciamo una varietà di suoli, di opportunità di trasformazione, una varietà di suoli a scopo agricolo, stiamo dicendo quello. Sì, opportunità di coltivare. Sì, ma la diversità è quella. Se tu c'hai l'opportunità di coltivare più prodotti, cosa significa? Che c'hai magari, poi qui non sono un agronomo né un pedologo, non è una parolaccia, però significa che a seconda della zona, dell'area di Orani è possibile coltivare alcuni prodotti e anche altri, quindi è una richiesta, è un punto di forza, è un punto di forza. Scusate, una cosa diversificare. Aspetta, andiamo piano piano, anche lì
Per esempio, mi permetto di dirlo, se uno dice il patrimonio culturale importante, le attrezzature, sono un punto di forza che puoi utilizzare, usi tale metodo per dire come scenario io ipotizzo un polo culturale, chiamiamolo così, a Orani perché? Perché è connesso. Non me lo sono inventato, mi ricordo che era uno che dice, cosa avete fatto in aeroporto? No, è connesso, però è uno scenario, Ok, rafforziamo il polo, cioè c'è anche la coscienza, la percezione, cosa sottende questo ragionamento? C'è una percezione anche dell'investimento che c'è stato qui a Orani sui patrimoni culturali, cioè qui siamo vicini anche come attrezzature, come recupero che altri comuni hanno fatto, cioè altri comuni che stanno ancora annaspando, che hanno la presenza anche di artisti, qui non facciamo il gradatorio degli artisti, però non utilizzano, invece Orani ha sempre, insomma, anche se ci pensate, no? La Nivola che fa la facciata della chiesa, no? O il primo piano urbanistico di recupero del centro storico, che è il famoso progetto pergolato di Nivola, che abbiamo fatto da altre parti. Dice certo che c'era Nivola, sì c'era Nivola, c'era anche un paese, perché adesso non voglio dirlo in un altro paese, c'aveva un grande artista che era la Pietri. C'è anche, credo che ci debba essere anche questa autoconsapevolezza, nel senso che rispetto al rapporto con quelli che avete avuto fortuna di avere conterranei, che sono artisti, c'è stata un'accettazione anche del paese. Non è scontato, Sono molti un punto di forza, però diciamo sulla mentalità di Orani. Giusto per inquadrare anche, perché abbiamo fatto una proiezione su questo che sarà lo scenario futuro. Siete ancora solo bassi con questo punto di forza. Le associazioni, quindi lo spirito associativo, le associazioni e lo spirito associativo. Orani è una cittadina che tende a collaborare, spirito di collaborazione, non individualismo. Sì, le associazioni sono una realtà, però sto dicendo, perché capiamo sempre di più. È zero, e allora è zero, no? L'associazione è stiamo aprendo il dibattito, non stiamo aprendo il dibattito, dobbiamo dire slow. Se no poi immaginate che quello dell'Unione Europea che si legge questa cosa dice allora secondo noi ora dopo la quarta parola dopo pagina perché hanno speso la guerra, no? Essere comunque mi sa che ci sta ascoltando per essere in guerra. Le chiese possono essere considerate un punto di forza? Sono un punto di forza, nella sintesi possiamo riprenderle come patrimonio culturale, architettonico. Il territorio da migliorare è un punto di forza. Il territorio da migliorare, il territorio, c'è questo discorso. È una debolezza il territorio degradato. Da migliorare, poi questo siamo alla debolezza, però andate più sui punti di forza. Ma non potevo suggerire io. Ma sai, ho aggiunto Montenegro tutte le repubbliche. C'è sempre Montenegro, sono anche altre. Ecco, Montenegro, chiariamoci questo, terre pubbliche. Voi avete terre pubbliche, c'è significato, insomma. 2000 ettari per il Terre pubbliche, 2000 ettari di terre pubbliche. secondo me sono Tutti i comuni hanno hanno questo. Cioè poi adesso la valutazione la facciamo dopo, però è un punto di forza. Ci sono terre pubbliche, sarà anche punti di forza e punti di debolezza, a volte si mischiano, però per adesso noi lo mettiamo come punto di forza. E sulle infrastrutturazioni siete proprio isolati dal mondo. No, ben collegati. Cioè, ci sono l'internalità, pensate anche questo, sto facendo un po' di suggerimenti anche per ampliare il bouquet, come si dice, dei punti di forza. C'è un aspetto che molti mi dicono, siamo ben collegati, da altre parti, ben collegati, ci mettiamo a arrivarci. Invece no, voi siete ben collegati. Cioè c'è una facilità di raggiungere la viabilità, come si dice, la viabilità regionale molto velocemente. Poi Non c'è il tempo. no, c'è la Sardegna, sì, però c'è il collegamento veloce, Poi
cosa vuol dire l'agroalimentare? Cioè la presenza Di produttori che sono anche attivi in realtà importanti. Come agroalimentare. Come agroalimentare, scopriamo sia gli stuttifici, che sono anche noti, diciamo, anche fuori da un anno, e poi delle produzioni anche casearie di qualità. Cioè, non so se sono buoni informati, bisognerebbe si fa per noi nel paese. Abbiamo produzioni agroalimentari. Ok, giusto questo, adesso abbiamo produzioni agroalimentari orali, rispetto anche ad altre situazioni. Anche tipiche, diciamo. Anche tipiche. Sono molto... Anche tipiche. Però se mi permettete, cioè, sia la tipicità, ma poi anche questo passaggio che è stato fatto una ventina, 25 anni fa, di portarla a livello, come possiamo chiamarlo, aziendale. Quindi abbiamo situazioni che conosco che non siamo fermati alla piccola produzione, al piccolo forno, se tu stai citando solamente i biscotti adesso, però è stato un investimento imprenditoriale. Questo tipo di spirito è una cosa che sulla sviluppo e innovazione delle filiere, c'era un ragazzo a Medoro ci ha detto la chiusura delle filiere, una bella cosa. Eravamo volati, non si è dimenticato il convegno del libro, ha detto un pastore, ma la chiusura delle filiere mi è piaciuto tantissimo, cioè il guadagno, ha proprio detto facendo il punto, e non sta soltanto, è la chiusura della filiera che mi porta a guardare, è un ragionamento economico, cioè proprio bravo, effettivamente, per come io conosco, voi siete voi che me lo dovete dire, avete realizzato già da tempo, avete intrapreso questa strada, diciamo verso la chiusura delle filiere, cioè di qualificare quelle che sono le produzioni, perché produzioni come le avete voi ci sono anche da altre parti, però poi avete fatto il salto in più, avete provato, siamo riusciti però a fare questo innalzamento, che è legato, attenzione, a questa diciamo, esplicitazione dell'ambito, ve lo dicevo da prima, attenzione, si parla proprio di sviluppo e innovazione. Altra parola chiave che dovete usare, noi dobbiamo fare azioni di innovazione, non solo perché ci dà punteggio, ma è proprio lo spirito allargato. È scritto, vale, settore agroalimentare e produzione, poi invece c'è produzioni tipiche, abbiamo una tipicità, noi c'è i biscotti ignoranti, sono una tipicità, altre tipicità che volete raccontarmi? Ce ne sono, sto facendo un po' una provocazione. Poi il formaggio di orali, insomma, non è una significanza, no? No, le compriamo a Salulla. A Salulla lo compriamo. Poi anche i nostri... No, però c'è. Insomma, che vediamo perché stanno in silenzio, non lo sappiamo. Ci sono delle produzioni rilevanti nel settore dell'allevamento che producono, però che ne prendiamo, no? Cominciamo per parlare, va bene, ci sono. Però esiste un comparto non solo della produzione del latte, ma anche della trasformazione del formaggio che è presente, che ha un significato, che ci ha dato una serie di problemi che se ci sarà, per esempio, magari decidere di dare un'azione. suggerisce Suggerisce la presenza della fondazione Nivola legata al patrimonio storico-culturale è una cosa importante. Come istituzione. C'è una situazione culturale che avere un'istituzione così, organizzare una manifestazione museale, non tutti i comuni sono così. cioè voi avete Manca l'istituzione. l'esperienza, manca gli spazi, qui sono gli stessi, gli spazi. Sì, sono tanti, però sono sempre patrimonio culturale. Mettiamolo come generale, no? Per non scrivere tanti punti. Ci fermiamo. Geoparco, cioè fare parte della rete del geoparco, quindi ci colleghiamo anche a questo. Geoparco. Ok, cambiamo. come? Il sentiamo di luce la proprietà. Anche il sito lo mettiamo come Già.
Sono le 19:30. Siete un po' più di velocità. Punti di debolezza. Punti di debolezza. Cosa che... non ci voleva. Non avevamo anche tutti. Punti di debolezza. Tutto va bene. Quindi ce ne andiamo come galo, anche per La cosa che ho osservato in questi giorni è che vai con tiro di pastori che vanno, non si spende in campagna, cioè sono state agricole serie, sono ancora non sanno l'acqua di più quello che lavora. mancanza di infrastrutturazione, diciamo così. Mancanza di sì, certo. Cioè proprio è un punto di debolezza molto forte, cioè avete una campagna così infrastrutturata? Sì. Il punto di debolezza. Il debolezza è il degrado del territorio dovuto anche alle miniere. Ecco qua. E la monnezza. Ecco, per capire una cosa importante, cioè degrado, nell'attività estrattiva. Non solo, Andiamo all'attività estrattiva o non cura del paesaggio, mettiamo, cioè sono, perché focalizziamo? Perché è tipico, no? Cioè diciamo, a Ottana e Dell'Idonatico ci avevano detto, dicevano uno dei punti di debolezza, di preoccupazione che hanno è il fatto che associano a possibili, cioè dice una signora che vendeva uova e diceva io mi sono fatto un certificato per dire che erano buone le uova. Pensate, cosa vuol dire? E dice è buono, c'è un certificato, però non indica. È un punto di debolezza che poi collegato, che cosa succede? Che una delle azioni che magari proporranno è di trovare un certificatore terzo che certifichi o un comunicatore che lì le produzioni che hanno di olio piuttosto che sono salubri. Questi sono i punti di non è che è colpa di Ottanesi o colpa, è la questione di un punto di debolezza che va individuato. Qui bisogna essere espietati, individuati, non è che dobbiamo nasconderli, perché è possibile che quei punti di debolezza possano essere corretti. Non è adesso la nostra ritrosia, non abbiamo nulla, no, bisogna dirli. Patrimonio ambientale non valorizzato. Il SIC, per esempio, non ha piano di gestione e nel territorio di Orani, nei comuni vicini, non c'è un centro di educazione ambientale. Il piano di gestione esiste. Approvato. Esiste. Approvato Ma c'è un ente di gestione? La regione. Sulla carta La regione. Per me il degrado è anche che a Conare manca l'acqua, che sparita, ad esempio. Diciamo che però non facciamo il dibattito, questo lo fa in consiglio comunale e nelle assemblee pubbliche che il sindaco convoca. Qui dobbiamo stiamo lavorando, progettando con voi, qui dobbiamo fare le cose sintetiche, non utilizzo a pieno dell'opportunità del SIC, mettiamo così, non utilizzo a pieno. Quindi, mancanza di strutture di Assenza. Stasera sono stanco. Però Vanni, hanno chiuso le una cittadina come Orani non c'ha un posto dove coricare un turista. Mancanza di carenza di strutture ricettive. Carenza. L'anno che non sono allora, non siamo a Ballarò, quindi non possiamo parlare di uno per volta, non capiamo, non registriamo, quindi 1, 2, No, io volevo dire che questa cosa di Monte Conare, quindi di un patrimonio ambientale riconosciuto perché è certificato dall'area SIC e non gestito, è una cosa sulla quale bisognerebbe moltissimo puntare, anche sto anticipando qualcosa, perché secondo me è la Ferrari in garage, allora bisogna un po' spolverarla e metterla fuori. ma mettiamo che cosa adesso della vicenda? Stai dicendo? Diciamo che il discorso di strutture di dormire, ma anche di mangiare e anche purtroppo anche di scorralizzazione
Ok, ristorazione, mancanza di ristorazione. Il problema è che ci sono infrastrutture create per creare accoglienza, dei ruberi, c'è stata una stagione precedente pubblica, c'è stata una stagione precedente, c'è stata una stagione precedente alla programmazione non Ranese ma Sardegna in cui si pensava di utilizzare anche fondi dell'Unione Europea per realizzare le strutture e poi darle in gestione. Siamo disseminati di strutture che sono chiuse, che c'è il problema come riconvertirle, perché in effetti cos'era? Fare una struttura poi tutto funzionale, no? Quindi esiste questo un punto di debolezza, è un punto che dovete anche... c'è gente che non giustifica, ci sono cooperative, per esempio, giusto le indicazioni è una cosa che sta emergendo in tutti i workshop, no? Cioè, facciamo sempre la battuta, poverino quello che se ne scende, parlo quasi in sardo, all'aeroporto di Costa Smeralda dice devo andare a trovare il museo Nivola a Fasola, devo prendere un mezzo pubblico perché costumano così da altre parti del mondo, costumano così. No, uno che scende oggi, mi hanno parlato di questo. Le indicazioni per arrivare nei posti. C'è un problema di accessibilità, si chiama in questi tempi, che sono i progetti più l'accessibilità adesso è molto larga, è un concetto molto largo, perché saranno delle azioni che verrà proposta per cui ci sono anche altri mezzi adesso per poter segnalare. Per esempio, Multigallo, lo contiamo sempre, quest'anno hanno fatto dei progetti molto importanti sull'accessibilità legati non solo alla cartellonistica ma anche all'utilizzo dei mezzi informatici, alle app che ormai tutti quanti sentiamo adesso lo smartphone, però fatti bene, in cui ogni punto di interesse interno, non soltanto il museo di Nivola, ma anche il produttore o colui che vende un prodotto, tutti mappati e tutti disponibili direttamente sullo smartphone. Questi sono gli approcci, cioè questo non toglie però il fatto che ci deve essere anche il cartello, dobbiamo pensare anche a quelli che non hanno lo smartphone ma che non vogliono utilizzare questa tecnologia. Non dovete pensare più stasera, potete anche continuare adesso, pensate stanotte, invece di capire tanto, guardare un film, un quadernino, per disegnarci di fatti. Avere una ricchezza e non averla sviluppata, anche se si ricade poi sul terreno privato, sono le acque termali. Le acque termali. È il punto di debolezza? Io direi che è un punto di forza. Io direi che è un punto di forza. Io direi che è uno scenario futuro. No, un punto di forza. Punto di forza perché lei potrebbe proporre, o chiunque di voi potrebbe proporci un progetto di valorizzazione o di turismo sostenibile legato al termalismo. Il punto di forza. Okay. Ci fermiamo, ce n'è abbastanza per la prima scrematura, perché poi dobbiamo fare un'azione di questo tipo. Si chiama ricostruzione del mappo, clustering, dobbiamo mettere tutte quante assieme, non lo faremo questa sera, ma dobbiamo adesso capire questi punti di forza a quale ambito ci stanno descrivendo. Possono descriverci più ambiti, no? C'è un ambito, per esempio, sul rafforzamento delle filiere produttive, ma anche, per esempio, avete puntato sul primo sguardo alle potenzialità del settore turistico, che non sono due cose che non possono integrarsi. Il terzo, diciamo che alla fine pensiamo tutti di essere diversi, ma tutto il territorio sta convergendo verso queste esigenze, significa che sono esigenze sentite. Il terzo è la connessione con un ampio patrimonio culturale, con un'ampia non tradizione, un'ampia attenzione verso quelle che sono le manifestazioni culturali. Le esperienze pregresse, facciamo come facciamo di scenari. Le esperienze pregresse, qualcuno di voi ha partecipato alle esperienze pregresse della precedente programmazione GARI? Nessuno qui? Io ad ascoltare. Che cosa può essere un aspetto positivo? Qui funziona un aspetto positivo
che possiamo prenderci, no? Una cosa già testata che possiamo prenderci è un aspetto che non funziona. Per esempio, aspetto positivo che diciamo, questo bisogna farlo anche adesso. Avete partecipato a bandi o alla stagione di programmazione? No, la stagione di programmazione, e poi erano venuti, qualche volta erano venuti loro dalla Germania, avevamo fatto qualche discorso così che dicevamo la nostra sempre, che venivano dalla Germania, sì, erano venuti loro dalla Germania e poi erano andati noi a Germania. Cioè avete fatto degli scambi culturali? Sì. Degli scambi culturali. Questo è un elemento che è molto importante. È importante. Perché ti rendi conto come loro dalle piccole cose fanno grandi cose, come noi le cose ce le abbiamo già grandi che le stiamo solo facendo diventare piccole. Per esempio adesso stiamo discutendo nel contrattuale perché ci hanno invitato in generale a partecipare alla fiera in Corsica, adesso non mi ricordo il discorso, non è neanche tanto in Corsica, che stanno facendo una fiera del Galles e quindi hanno detto già domani, no, venite come se stessimo andando a Riferi, no, così a volo, venite se c'è qualcuno che vuole vedere, se volete andarci offrono vitto e alloggio, non il viaggio. Stanno organizzando una fiera delle produzioni tipiche di questo paese corso. Adesso sappiamo che sono mille difficoltà, oggi per il 4 agosto la gente c'è tutta una serie di impegni già presi, però effettivamente il fatto di uscire anche, non dico dalla Sardegna soltanto, ma anche dalla frontiera è molto importante perché sicuramente ci si accorge che, oppure si acquisiscono quelle che vengono chiamate buone pratiche, cioè si entra in un circuito internazionale, cioè andate in Corsica è un circuito internazionale, non è che ce lo stiamo inventando adesso, i rapporti con la Corsica pare che ce li abbiamo avuti sempre coltivati, c'erano pastori che andavano tipo a svernare, cioè facciamo transumanza un pochettino più spinta, però ci sono, come? Perché non possiamo capire come si stanno muovendo. Loro, per esempio, hanno voluto collegarsi, ci hanno dato un invito molto veloce, tipo stasera dovete dire chi sta venendo. Perché è un po' difficile farlo oggi per oggi, però sono delle occasioni che danno quella che viene chiamata la consapevolezza, perché uno dei punti di debolezza che mi metto io che è tipico anche di queste stagioni, è la mancanza di autostima, la mancanza di non crederci, è come dire sì, vabbè stiamo facendo queste soliti fogliettini, poi alla fine che cosa ci verrà. Quello è quell'atteggiamento che fate tutti i piani che volete, tutti i progetti che volete, ma poi se non c'è il crederci, non si vede nulla. Cioè la cosa peggiore, quando uno esce da questa riunione e dice che l'avete fatto? Come lì abbiamo perso tempo. Vabbè, allora stiamo facendo per lavoro, però è finito. Questa è una delle questioni che ci poneva in un altro comune che diceva che bisogna fare informazione e formazione, non adesso, ma anche dopo, perché uno dei limiti dell'esperienza pregressa è che magari la formazione e informazione dopo che danno vinto, inizia a fare la struttura, eccetera, eccetera, poi magari c'erano gli oggetti di sviluppo, confrontarci con gli altri, ma anche tenere questo tipo di meccanismo di partecipazione aperto, perché siamo gruppo, questa è la cosa che dovete pensare. Stiamo costruendo un gruppo, cioè dobbiamo conoscerci. D'altra parte quando la festa del Gallo e un'altra festa ci facciamo. La festa del Gallo, a cosa servono le feste? Però facciamo gli spuntini per cercare di avere spirito di gruppo. Lo spirito di gruppo si fa discutendo, parlando, ma anche stando assieme in momenti che saranno difficili, quelli che magari non andremo a correre per consegnare, per avere questo risultato, eccetera, eccetera, ma sono momenti anche che parliamo. In Corsica stanno facendo una fiera, potremmo farlo anche qui, non è perché vendiamo più formaggio, per trovare la scusa di parlare, di stare insieme, perché la cosa più importante che noi stiamo cercando di fare non è tanto, è per contratto di presentare il PDA, ma di costruirlo il GAP, di costruire il gruppo, di motivare le persone che sono qui questa sera insieme agli altri, di motivarle per restare e far parte di questo gruppo. Altre esperienze pregresse, passiamo al quarto quadrante. Secondo me c'era una debolezza sull'animazione territoriale che è stata molto
di forza che diventano punti di interrogazione che diventano punti di forza. Cioè, un'esperienza pregressa, va bene. sì, no, mettiamo l'esperienza pregressa, ma sto dicendo all'interno dell'esperienza pregressa stiamo contemperando due parti, cioè diciamo cosa non ha funzionato e cosa potremmo trasformare. Per esempio, guardate questo aspetto di tenere l'animazione non è una cosa indolore, perché tecnicamente avremmo un budget che alla fine dovremmo compilare. In quel budget dobbiamo scegliere di allocare le risorse, dobbiamo dire allora quanto abbiamo, proponiamo 4 milioni, quanto ne mettiamo per lo sviluppo delle filiere produttive? 2 milioni, quanto ne mettiamo per fare questo? 500.000, quanto ne mettiamo per fare animazione? 10.000. Funziona così, cioè quando diciamo che stiamo facendo strategia non è che stiamo dicendo pone 1.000, no, dobbiamo scegliere. Questa impostazione, l'impostazione nuova, rispetto alla quale stiamo discutendo proprio in questi incontri, è l'impostazione di crederci che c'è anche dopo, che ci sono occasioni dopo il finanziamento del GAL. Una delle azioni di forza che ci dà anche premialità è costruire un meccanismo in cui il GAL e questo progetto che stiamo facendo diventa una sorta di, come ho detto all'inizio, di macchina che può intercettare anche altre risorse. Non deve essere finalizzato soltanto ai bandi che può incentivare, se no questo fatto, sono 600.000 euro all'anno, se hanno fatto il conteggio a Cagliari, 600.000 euro all'anno, stiamo parlando di 30 per tutto il GAL, possibilità di finanziamento da 20.000 euro, cioè non finisce il mondo con questo, non cambiamo il tutto, saranno importanti ma non cambiano. Se invece costruiamo, per esempio, come si diceva da altre parti, un centro di ricerca per il miglioramento della qualità dei prodotti, quanto vale quello? Quanto vale quello? Senza dire, ma io posso farlo? Puoi fare una tua azienda questo? No. Oppure nel settore vitivinicolo, da altre parti, discutevamo proprio di questo, siamo tutti quanti a posto, ci portiamo l'enologo, quindi lo diciamo, l'enologo ognuno, quanto costa l'enologo? Perché non facciamo una cooperazione tra le cantine, ci mettiamo a livello? Oppure il piano di marketing, siete conosciuti col vostro vino? Sì, quanto? Quanto non andate a Verona, per dirvi uno? Quanto siete conosciuti con l'etichetta del paese X? E poi ci fermiamo, perché lì è scala. E se ci mettiamo un'azione pubblicitaria tutti quanti assieme, non chiamando Gavino Sanna, che è un concorrente del vino di giù, ma chiamando uno bravo, cioè ce lo può permettere, dico Orani adesso, Orani da solo? No. Se lo può permettere il GAL? Forse. Se lo può permettere il GAL con altri GAL, perché c'è questa forma di cooperazione? Beh sì, per esempio in costi. Come ci posizioniamo? Altri. Queste sono le azioni che vanno accompagnate anche da banche sperimentali come quello che ho descritto. Però la scommessa grossa che noi vi chiamiamo a riflettere è quella, cioè costruire azioni di sistema, che è un grande investimento per il futuro. Cioè immediatamente dice, mettimi troppo. Però se io ci credo, sto costruendo nel futuro cose che in questo momento storico non posso permettermi neanche di pensare, perché sono preso per le mie incombenze di imprenditore agricolo o non, o sono preso per esempio perché sono un giovane che sta iniziando a pensare all'attività. Questi sono livelli di azione e, come dicevi prima, l'accompagnamento è una cosa che non finisce il 15 di settembre, se no, deve continuare, perché dopo che avete finito, cioè, ma quel gara com'era? Abbiamo visto il bando sul giornale. No, quando si fa il bando significa che c'è un'azione, ma non la pubblicità, avete visto quella istituzionale, il giornale piccolina sulla nuova strada, no, ci deve essere un'azione qui che si dice bene. Vi ricordate che abbiamo detto quella volta? Stiamo realizzando questo, ci venite voi e tutti gli altri che possono partecipare. Questo è un'azione di animazione. Per fare che cosa? Scenari futuri. Allora, andiamo in chiusura. Adesso qui iniziamo a vedere ambiti. Adesso è una sorta di domanda che galleggia, no? Secondo me la cosa più importante, una cosa molto importante che stanno sempre parlando, perché un mondo del genere non può essere senza un bagno pubblico, non può essere senza acqua, non può essere senza un parcheggio per chi ha voglia di passare una giornata particolare, un posto particolare, voglio dire. Prego,
scenari: valorizzazione, riqualificazione e valorizzazione del monte di Gordone. Ha ambito, quindi c'è tanti ambiti, non produttivo ma turistico. Può essere anche il discorso di prendere le strutture che purtroppo sono state distrutte e chiuse, può essere una cosa. Lo mettiamo così, uno scenario che voi ipotizzate per la metà del monte di Gornale, perché siamo in proprietà, poi per la metà del monte di Gornale stiamo parlando di riqualificazione e valorizzazione del monte di Gornale. Poi allora cerchiamo di focalizzare in base in base alle argomentazioni che hai portato adesso nell'ultima fase cercare di portare dei servizi di tecnologi e tutto quanto molto interessante. Mi manca qualche puntata, quindi potrei fare qualche anche indifferente però un po' degli argomenti. Andiamo fuori da un questo è per migliorare le condizioni di genitori, quindi anche l'intrapresa. Dopo 8 anni, all'allevatore gli si può nominare la caldaia, la centrale tecnica, il l'imballatrice, gli si può nominare le condizioni, non è nelle condizioni perché il credito gli è stato chiuso, per l'anno non ho più soldi, non facilmente, non c'è più nessuna possibilità che questi si riprendano. Allora vogliamo essere più concreti e pensare che almeno l'esistente si deve riprendere, almeno l'esistente, poi subito dopo, su cose concrete, non lo so, io guidare, la banalità è una banalità, ma guidare, anche se è poco, non so, di che cosa hai bisogno tu, azienda, edificio, che scenario devi dire un incentivo a riprendersi dal sviluppo, no? Allora, in tutte le attività, i settori più o meno quelli legati alla sviluppo delle filiere produttive. sì, ma sto parlando dell'agroalimentare, della campagna, non so, c'è da rinnovare, uno deve prendere il settore nuovo, non gli vogliamo dare un incentivo, ci sarà, non so, come lo fai in questo modo? Attenzione a queste cose, ci sarà, ma ci serve ora a focalizzare che dobbiamo dare un contributo a tutti per cambiarsi oppure facciamo delle strutture che assistano anche le imprese per poter accedere e quindi dei bandi mirati che naturalmente dei bandi o anche l'assistenza anche per altre l'assistenza gratuita l'assistenza di accompagnamento, no, ci sono delle strutture che, per esempio, una struttura di missione in cui ti dice noi qui vi indirizziamo, non vi indirizziamo però se no qui cioè non è molto chiaro. Vi è una differenza che è fondamentale tra come il meccanismo di funzionamento del GAL e come invece il meccanismo di funzionamento di un bando regionale. In teoria il GAL può utilizzare tutti i bandi che ha a disposizione della regione. La differenza qual è? Che se io devo pensare a un intervento esclusivamente aziendale, mi rivolgo al bando regionale. Il pastore ha necessità di comprare sul trattore, partecipa al bando regionale, si riempie di gravature sulla base di parametri, si compra il trattore con il finanziamento. Deve fare un investimento più muschierini, un qualsiasi tipologia di investimento, perché la tecnologia ha questo rischio. Partecipa al bando regionale. Il GAL invece è un meccanismo diverso. Il GAL deve costruire un progetto, Francesco dice uno scenario. Il progetto lo significa? Che è fatto da tanti pezzi, però devono essere uno coerente con l'altro. Allora non può finanziare, non può fare il GAL, il bando esclusivamente per dire finanziare il trattore, finanziare una macchina. Questo non lo può fare, gli è vietato di fare questo, perché non arriverebbe alla fase della selezione. Dovrebbe esserci un meccanismo, non lo so, quello che diceva Francesco cos'è? C'è il settore del formaggio che è un settore che è importante, il settore del latte, sicuramente voi in tutti i paesi del centro Sardegna, forse tutti i paesi della Sardegna, che è importante. Cosa vogliamo fare con questo? No? Sono produttori di formaggio, vogliamo, come dire, aiutare per far sì che la qualità di quel formaggio migliori, vogliamo aiutarli perché magari la stagionatura che non è perfetta possa diventare migliore, un po' come avviene nel meccanismo del vino. Allora quello che diceva Francesco non è per il l'INA,
Perché c'è davvero qualcuno qui in Sardegna che è esperto di stagionatura dei formaggi? Chiunque produca formaggio, compreso anche i califici, in Sardegna si è persa questa cosa della stagionatura. Tant'è vero che noi fondamentalmente produciamo dei formaggi di qualità media, non di qualità buona rispetto a quello che è il contesto internazionale. Una delle critiche, guarda, se tu vai nel mondo dove si mangiano formaggi, dove si producono formaggi, dicono non abbiamo ancora mangiato, se non eccezionalmente da qualche pastore, se non da qualche pastore. In Sardegna, che è conosciuta per i formaggi pecorini, se tu vai lo compri in un luogo dove si compra il formaggio, non c'è un formaggio decente. Questo dicono nel mondo dove si producono. Il mercato italiano mi dice che la quintali di formaggio sano di Torresano o di Pino Romano ne fanno 5 quintali granuggiato. Non è quello il formaggio. Ma non produciamo quello dobbiamo tutelare. Ma allora dobbiamo puntare a valorizzare quello. Ma la valorizzazione di quello non è fare un bando, come dire, perché gli devo consentire di acquistare sul trattore una per quello partecipa al bando regionale, non ce n'è bisogno da dire, non c'è bisogno di documentare tutti, insomma, per fare c'è un budget per movimentare, rianimare le aziende. Io ho detto non esiste questa possibilità, è quello semplice. Penso allora è l'unica ancora addirittura che prende questo momento senza la vendita del gas. Ma non è il gas che Lo so che non finanziare, però l'energia delle aziende potrebbe arrivare. Devi pensare a qualcosa di collettivo. Allora, insomma, capito che c'è tutto un pacchetto quello sarebbe il pacchetto più funzionale. Allora, cioè bisogna dirlo, non si può fare tutto. Cioè, se uno dice o mi consentono di fare tutto quello che mi sa, altrimenti non si può fare tutto. Derivano, quei soldi derivano da un fondo particolare che si chiama Fondo Europeo per lo Sviluppo Agricolo e Rurale, quindi possono essere fatte solo quelle cose che consentono. Tutto il resto non può essere fatto, bisogna trovare altri finanziamenti. Quindi può essere una cosa giustissima, diversa. A noi ci interesserebbe fare la rete del gas giustissimo, però non con questi fondi, bisogna trovare un altro finanziamento. Quello non può essere fatto, quindi bisogna prendere regolamenti e capire cosa finanzia. Di fatto finanzia tutto ciò che il programma di sviluppo rurale consente di realizzare. Più qualcosina in più che magari la regione ha rinunciato a priori, no? Invece a Gare è consentito, se era consentito, se la comunità europea, quando ha scritto quel regolamento, l'aveva pensato in una certa azione, anche se la regione a priori l'ha scartata, a Gare è consentita però. Se inserita all'interno di una strategia, non di singolazione. Non può fare un bando rivolto solo per quello, deve essere una strategia. Tu dimostri qual è il tuo obiettivo. Il tuo obiettivo è quello di migliorare la qualità del formaggio. Allora, quali sono tutte le azioni che vuoi mettere in posto? Cosa hai detto come punti di debolezza? C'è qualcosa che impedisce che la qualità del formaggio... Io non sto vedendo niente, o quasi niente, che mi dica che c'è una debolezza sulla qualità del formaggio. Quindi ho difficoltà a pensare in un contesto successivo di dire facciamo qualcosa che segua per aumentare la qualità del formaggio. Nessuno dice, è un problema che mi è sentito. Quindi perché dovremmo pensare a noi se nessuno lo sostiene, no? Se non c'è nessuna debolezza. La debolezza che vedo e i punti di forza che vedo sono legati fondamentalmente a due cose. O ripariamo chiese o qualcosa, perché questo è uscito di questa sera, oppure pensiamo che esiste un'istituzione culturale, possiamo pensare a fare qualcosa per valorizzare l'ambito culturale. Poi qualcuno che ha detto qualcosa su Montegonare, che però è molto complicato. Se pensiamo a un progetto territoriale, non è un progetto di Orani, è un progetto che si deve fare assieme agli altri 7 comuni. Cioè, se noi parliamo di Gonare, Gonare è di Orani, non è dei 7 comuni. Quindi dobbiamo pensare a un'azione che sia, come dire, che metta assieme i 7 comuni, se no non si va da nessuna parte. Se pensiamo alla singola cosa, non si va da nessuna parte. Può essere una strategia perché le indicazioni di Gonare e degli altri mondi, cioè, cosa ne so, uno c'ha una bicicletta, cosa ne sa se può andare a Gonare o se deve andare a Caposportiva? Costruire dei percorsi. Detto così, per esempio, dire, ma un punto di forza è la presenza di sentieri, se fosse così, io non lo so che è così, però la presenza di una sentieristica in buono stato che potrebbe essere valorizzata, se è vero che questo potrebbe essere un punto di forza, però detta così bisogna che sia, altrimenti guardate non usciamo da nessuna parte, altrimenti parliamo, ma poi la strategia giustamente ce la costruiscono quelli degli altri paesi.
Magari, cioè io qui non ho difficoltà a pensare, non sono andato a Vienna, ma non ho difficoltà a pensare che il vino è qualcosa che un punto di forza è da valorizzare. E sul vino guardate che si costruiscono nazioni fuori. Io non ho difficoltà a pensare che se tutti lo chiedono, il formaggio, un altro dei prodotti del territorio, però devono chiedere tutti, se no ce ne sono altri che sono più furbi. Io non sono andato a Rottiglia. A Rottiglia, lo sapete, alla fine del succo così uscito, una riunione come questa, quindi non niente. Ho detto, guardate, noi abbiamo fondamentalmente una che è la filiera zootecnica, mi sembra, detto no, che è da fare. L'altra abbiamo la maschera, anzi la prima cosa uscita la maschera con l'associazione, Cambouche, che è uscito poi da uno per straforo, e poi abbiamo, come dire, la capacità, latte fino al formaggio, questo dobbiamo fare. Hanno detto sì, c'è il pane, però il pane e la farina non la produciamo, il grano lo coltiviamo prima, la coltivavamo. Ci abbiamo un po' di miele, ci abbiamo un po' d'olio, però le cose fondamentali, maschera, formaggio e Cambouche, un po' di punto. Poi così si ragiona, altrimenti non riusciamo, altrimenti rimaniamo sul generico, che va benissimo, non è sbagliato rimanere sul generico, no, però poi la strategia la fanno gli altri, noi la sappiamo. Adesso però mettiamo il resto, allora di forza individuiamo i futuri da altri punti di forza individuati. Riguardiamo i punti di debolezza, vediamo se i punti di debolezza possono essere, diciamo, recuperati, diciamo, nei futuri, riusciamo a evidenziarli partendo da quello che abbiamo già letto, i punti di forza. Poi una cosa solo perché capiscano come il meccanismo, alla fine, perché è la parte fonale a cui si arriverà poi che diventa fondamentale, perché una volta, se non lo sapete all'inizio che il meccanismo è così, quando ci arrivaste non si può iniziare da capo, bisogna prendersi quello che è arrivato. Alla fine il progetto complessivo che si presenta sulla base dei due ambiti che poi verranno scelti con un meccanismo un po' particolare che è anche complicato da orientare, però sulla base di quello alla fine si costruiranno 1, 2, 3, 4, 5 quelle che si riterrà più opportuno, che si chiama azioni di casa, l'altro non sono dei piccoli progetti dove in questi piccoli progetti si individua con puntualità, non genericamente valorizziamo questo, no, voglio se fosse, non lo so, se fosse l'acqua di Bonari, per esempio, prendiamo un esempio stato fatto, voglio portare l'acqua del Gavassai a Bonari, oppure voglio scavare dei pozzi a, come dire, cioè proprio con puntualità, non con, perché non viene accettato se non si viene, quando si va in regione questa cosa non si capisce manco cos'è, quindi vieni subito da te. Quindi con puntualità bisogna aver individuato delle azioni, ma non solo, a ognuna di quelle azioni ci vuole legato qualcheduno che intende realizzare quello. Se non c'è nessuno che vuole realizzare, se si dice bisogna fare un albergo, non c'è nessuno che vuole farlo, l'albergo non c'è chi lo vuole fare, quindi si toglie. Alla fine cosa si lega a quell'azione? C'è un protocollo di realizzazione. Quindi ci sono tutte queste azioni da realizzare. Chi le realizza? Allora bisogna fare interventi per valorizzare il formaggio. Dove sono i produttori di formaggio che sono interessanti? Firma, nome, con azienda, eccetera, eccetera, che si danno proprio. Cioè si fa così. Loro non diventano automaticamente beneficiari, perché poi tutte le risorse verranno messe a bando con meccanismi di evidenza pubblica, eccetera, eccetera. Però se non c'è già evidenza che quel progetto che si è costruito è un progetto reale per sul territorio, fatto con la partecipazione delle persone, diranno no, questo potrebbe essere anche un progetto per scritto a tavolino, ove non ci sono attori credibili che probabilmente non hanno proposte, neanche attori credibili che vogliono realizzarlo. Quindi questo, grazie per averlo fatto, però siete rinviati a un'altra programmazione. Questo è il meccanismo. Ha iniziato a ricorrere un po' più da vicino. Io ho chiesto scusa prima se mi mandava perché forse non tutti hanno dato ma anche cioè arriviamo a sintesi, facciamo sintesi. Il settore privato di cosa si deve preoccupare, su quale settore può ottimizzare i suoi investimenti. Abbiamo parlato di filiere produttive
formato dagli altri, il più intervenuto dagli altri, nulla. Sul formaggio, io ho sentito una cosa di fare sulla Pasquale. La Pasquale. E c'è Parlandoci con molta franchezza, diciamo però, se non riusciamo, io lo dico molto, forse anche per alcuni che mi negano, mi riconosco da una vita, se non riusciamo da questo che dobbiamo fare tutto insieme e partire dalla concretezza, perché bisogna conoscere quello, non andiamo da nessuna parte. Sono cose dette di dette che la programmazione che ha fallito. Ho detto, ve l'ho detto, ma non so in quale lingua dirlo, che se dividiamo 600.000 euro all'anno per tutto il territorio del Garda, per 30 interventi hanno 20.000 euro, ci facciamo la birra, altro che riparare i trattori. Per 7 comuni del Garda, volete che facciamo un grande progetto di sviluppo? Eppure i territori stanno accapigliandosi per sfidarci per fare il caso. Cosa vi ho detto? Ci sono delle azioni, ma delle decisioni nuove. Voi insieme agli altri, perché magari lo state dimenticando oggi, ma qualcuno lo sta facendo. Ci sono delle azioni che non sono di finanziamento, avevo detto questa cosa qua, di spese di gestione aziendale. Sarebbe riduttivo, manco passiamo per giorno. Ci sono delle azioni di miglioramento, qualificazione, che secondo quando ci dicono gli altri, la consapevolezza che abbiamo anche da altri incontri, sono necessarie, che non sono la portata di quella situazione di crisi che avete descritto. Ma non voi, torniamo in là. Ma c'è per esempio qualche produttore, uno sforzo che stanno facendo i produttori vitivinicoli, che adesso stanno facendo un grande sforzo anche di trasformazione di un settore storico, per dirne uno, che prima vedevano fino sfuso, che adesso comunque un passaggio, anche abbiamo anche descritto questo, che stanno affacciandosi da una parte. Questo sforzo secondo me sono al massimo con queste situazioni di crisi. Il GAL può fare qualcosa, sì, il GAL può fare qualcosa. Qual è l'azione che deve fare il GAL? Non dargli 20.000 euro. 20.000 euro. Il GAL può fare qualcosa, il collega è quello che stavamo ragionando, stavo cercando di tradurre un'esigenza come parlava Paolo. Non è tanto il dare a pioggia qualcosa, non è questa l'idea, ma è di costruire anche quell'accompagnamento, non è assistenza, che spesso manca, che è una carenza di un sistema che è andato in crisi, signor Patellini, perché prima c'era anche sul settore agricolo, ma in generale, un sistema in cui c'erano gli sportelli non è il sistema che stanno noi adesso, c'erano, è andato in crisi per tanti motivi, perché ci sono dei meccanismi sofisticati. Per cui reinventare in alleanza, per esempio, con le associazioni, quello che è l'accompagnamento dell'azione del GAL è un'azione di sistema che ha un costo. Non pensate che tutto quanto è gratis, ha un costo che va detratto come bilancio da quello che è il budget del GAL. Questo è il livello, cioè adesso non dialoghiamo come un'assemblea politica, però sto dicendo il livello di approccio che dobbiamo avere al GAL è questo. Andare a puntare a delle azioni di sistema che non sono desiderate, non è solo strategia. Noi vorremmo che in tutto il territorio del GAL ci fosse una fase di assistenza per innalzamento della qualità dei formaggi, eccetera, eccetera. No. Noi vorremmo realizzare una struttura tecnica in collaborazione con Sardegna Ricerca che preveda un monitoraggio della produzione, la convenzione con un esperto casano, un esperto di stagionatura, poi B, la convenzione, l'utilizzo di un centro di sperimentazione del packaging, queste sono le azioni, che non sono state inventate, ma poi perché si fa questo, a fianco a questo, poi c'è il piccolo produttore che dice ma io per potermi adeguare meglio a quello che sta prevedendo, avrei necessità di fare questo piccolo investimento, allora si può mettere anche la risorsa per fare quei piccoli investimenti, cosa che invece non può essere fatta tu pur a mettere la risorsa per fare gli investimenti se non è chiaro qual è la strategia che è a monte di quei piccoli investimenti. Cioè quei piccoli investimenti devono portare al compimento di una strategia ben precisa che deve essere pensata e condivisa. Questo è il meccanismo di funzionamento. Abbiamo fatto un laboratorio in particolare. Chiudiamo. No, va bene, cioè questo, adesso restiamo.
quello che ci frega un po' è infatti la conoscenza, no? Che alla fine, anche se molte cose non le dite, si sanno, è diciamo metodologicamente sbagliato, perché dobbiamo stare zitti e farle dire queste cose, no? Perché il metodo non può sostituirsi. Poi però c'è questo, anche perché abbiamo fatto la scorsa, noi conosciamo le cose e siamo inquini. Diciamo, fuori strada. no, ma non tanto fuori strada, sulla pesatura, che poi diciamo tutte queste azioni vengono corrette, messe insieme agli altri. Attenzione, questo non è che siccome non l'avete detto voi adesso la questione del formaggio, ok? Non è che è sparita, da altre parti stavano formaggio, vino, olio, stiamo parlando di olio. Però comunque dal punto di forza il settore agroalimentare delle produzioni tipiche è emerso. È emerso però, attenzione, è emerso come? Attenzione, io ho sottolineato perché. Allora, ho sottolineato una particolarità di Orani, adesso rifacendo la storia di oggi, che dicevo che rispetto ad altri c'è stato anche un innalzamento del livello organizzativo come produzione agroalimentare che altri comuni non hanno neanche sperimentato. Ci sono stati esempi, no? Ci sono. C'è questa caratteristica, forse anche per la dimensione del paese, non è che sia indifferente, forse per il fatto di avere punto di forza le repubbliche, diciamo, usato, diverso dalla montagna, per dire, c'è questo, però ha fatto, io mi aspettavo che emergesse una volontà di qualificazione, che diciamo alla fine emerge lo stesso, no? Piano piano con molti sforzi, però io mi aspetto e comunque interpreto questa volontà come una volontà, siamo arrivati a questo punto, andare a sfidare la nuova stagione di mercato, di posizionamento, ha bisogno di un investimento. Il GAL cosa può darci? Tenerci a questo livello? Può darci quelle azioni di qualificazione che da soli non ne faremo mai. Cioè, a Oliena, adesso lasciamo la questione di Oliena, ci dicevano, giustamente, su loro fare campagne di marketing, ma manco ci sta aspettando, anzi dobbiamo chiedere a Subolone dello sortire, perché sono strutture già grandi. Quello che serve, se invece diciamo un bed and breakfast o un sistema di fare un posizionamento adesso mi viene il tema della fiera di Milano, alla bit, costa. Può essere successo, oppure il posizionamento, l'ho già detto, del vicino ha un costo. Una cantina già grande va da sola. Questo è il livello, cioè siamo a livello i grandi, vanno direttamente questo. La compagna dice che produttura i grandi la conviventi, che è la scala. Strano però che utilizzano il cambio su queste cose. Comunque, queste sono, io non sto convincendo, volete fare una cosa, fatela, siete voi, non siamo noi stiamo registrando le questioni. Quello che l'interessamento maggiore che c'è stato è anche la passione che ci mettiamo in queste cose, perché sappiamo che dietro. Allora, se posso fare sintesi, allora è normale che a Oliena Moiala, se lo confronti, emerge che sono le filiere agroalimentari più mature, anche con una parte più commerciale. Però avranno punti di forza legati a filiere produttive, ne sono emersi anche come scenari futuri, perché comunque quello che sta mancando, quello che sta mancando, stavamo chiudendo, poi abbiamo fatto una ripassata, è ragionarci qualche scenario futuro. Per esempio, su alcune filiere sono emerse, la valorizzazione del Monte Conare, messa così, è un progetto che non è solo del Monte Conare, ma poi tradotto può essere esplicato. Qui c'è scritto qualificazione del settore reti telematiche, è un progetto comunque, qualificazione del settore delle filiere produttive, lo traduciamo, è un'esigenza. Come va fatto? Sicuramente non va fatto solo per Orani, ma va fatto direttamente con tutto il sistema del GAL. Cioè, siamo fatti prendere da Paolo che ha fatto il provocatore, quindi abbiamo magari scusa,
propone, ecco qua, un progetto integrato utilizzando i punti di forza, per esempio il termale, eccetera, insieme però a un settore olive, alberi da frutto, eccetera, cioè legare tutto questo però non come produzione. Ragazzi, facciamo del terreno. Sì, però non inteso come compatto, come dicevamo, dicevi giustamente gli altri hanno livelli, cioè utilizzare, mettere assieme, insomma, progetti integrati. Quando ho visto, quando sono andato al Scenario Futuro, sul fatto era male. Questo è facile. Cioè, il Scenario Futuro, però, poi la collina, la collina, immaginiamoci, un passaggio di tirare su presso di sette curate, di collinari. Come può essere un problema? Poteva essere costini, 40 anni fa, 60 anni fa. Quindi un passaggio rurale curato, sempre stato una bene. E poi si integra con le condizioni della filiera, che sono una serie di problemi che fanno la qualità, che danno punti critici a chi magari preparare percorsi, girando richieste, percorsi di spiaggia. Religiosi, eccetera. Abbinato anche a condizioni di rifugiati. Come possiamo dirlo però? Sceglierei come ambito questo fatto di riferimento la cura tutela del paesaggio, che accompagna quasi tutti gli altri settori. Cioè, per costruire gli uomini sono aiuti, che hanno criticità, c'è lo spazio da valorizzare, non sono tutti, non so, purtroppo c'è la tecnologia che fanno diciamo che uno scenario prevede il riutilizzo del territorio con la valorizzazione di che cosa? Del patrimonio anche. Ballenco e poi tutela del territorio, cura e tutela del territorio. Cioè del paesaggio. Ma nella valorizzazione, ad esempio, del territorio, dei beni culturali, sì. potrebbe essere contattata la pubblicità. Questa è un'azione però, come dicevamo prima, no? Se si definisce poi le votazioni che questo è uno scenario, no? Allora a quel punto si realizzano delle azioni di sistema, quello che stavamo dicendo prima, no? Non le bande, un'azione di sistema, e si dice chi vuole farla questa, è stato detto bene da bisogna sapere chi deve farlo, dove si deve fare, anche l'idea della ripartizione delle risorse, no? C'è un'azione concreta. Quelle sono le azioni di sistema, che non sono i bandi, poi quelle azioni poi vanno declinate in bandi, se sono bandi, comunque, in strumenti applicativi. Però ci deve essere quello che il gare, questo adesso abbiamo focalizzato molto su ma su tutto il gare ci deve essere un rapporto quasi di causa-effetto. Cioè abbiamo fatto questo, abbiamo individuato tutti questi punti di forza che saranno di debolezza tantissimi, che poi uniamo, noi mettiamo tutto insieme, e in base a questi abbiamo scelto un ambito, in base a questo ambito abbiamo scelto fabbisogni, quindi che ci serve, no? Poi li abbiamo concretizzati in azioni che risolvono questi fabbisogni, tutto quanto un collegamento, quello che dicevamo prima. Se non emerge, stavo dicendo di prima, se non è emerso qua, mi sono anche un'altra parte, perché siamo isole separate. Ma se non emergesse, insomma, non siamo in un'azione, ma dove l'avete portata questa azione? No, perché un'azione che ci no, ma dove l'avete presa? Perché nelle varie assemblee è stata citata questa esigenza. E poi nel tavolo, le possibilità che saranno quelli che sono tecnici, però, no? Che non saranno con questa metodologia, ma ci mettiamo poi per ragionare. Vengono affinate quelle che sono effettivamente i fabbisogni. Quindi quello che dicevi tu adesso, si può fare come azione. Per esempio, noi dicevi, dobbiamo investire per fare azione di marketing territoriale, diciamo con un termine un po' tecnico, no? Che comprende anche la pubblicità, comprende queste azioni che poi saranno fatte da noi. Quindi questa roba è stata preoccupante. Allora, se sono le 8:20, così iniziamo a chiudere questo. Credo che abbiamo abbastanza carotato, come si dice, a lungo e largo quelle che sono. Mi servono però